Gli obiettivi e le mete prefissate si allontanano e sei costretto a ridimensionarti. Poi arrivano partite così e ti accorgi che puoi ricominciare a sognare quando ti rendi conto che in fondo tutte le strade portano a Roma. Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Questa è la 15ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Presenta il derby della capitale, Roma-Lazio. Accanto a me, in sede di commento tecnico, Giovanni Fabbri. Seferi gode di una certa libertà, subito accerchiato da due uomini, va col sinistro Seferi sull'esterno del palo. Più o meno al Natale fino a dicembre, poi hanno vissuto un periodo difficile con 4 sconfitte consecutive, si stanno riprendendo però in queste ultime giornate. C'è Seferi, il sinistro all'angolino, Seferi si gira dal nulla, marcato da 3 giocatori della Lazio. Questa la giocata che attendeva la Roma per sbloccare il match, l'1-0 di Seferi, servito da fallo laterale. Dicevamo della Roma al completo, la Roma con o senza Seferi, la differenza si vede. Giovanni, che gol del numero 11. Un giocatore della Lazio che trova Bettinelli, che può andare in contropiede per Aquino. Attenzione al 3 contro 3. Sale la Lazio, Aquino rientra alla grande, altro dribbling da Aquino, col sinistro si supera sul suo palo Gabriele. Eccolo lo squillo della Lazio, eccolo il tentativo del pareggio di Aquino. Zanetti, proprio lui che sbaglia il passaggio. Quinquinio è bravo, è fortunato a seguire Ciccolini. Ottima la protezione palla di Ciccolini che si libera, c'è Seferi, ha un po' di spazio Seferi, attenzione all'1 contro 1 del numero 11, se ne va sul sinistro, incredibile mancata la deviazione a centro area, arriva Chianese, proprio lui che ha mancato la deviazione da pochissimi. News e quant'altro sul TG di Fanner News, in uscita dal mercoledì alla domenica alle ore 7, con contenuti anche riguardanti il calcio a 5. Adesso però Quinquinio con la sua rincorsa prova il sinistro, Quinquinio e la rete Quinquinio, una punizione straordinaria sul secondo palo. Mastropietro fermo, impietrificato dalla punizione di Quinquinio che sbatte sul palo, entra dentro il 2-0 della Roma. Seferi anche lui sbaglia il controllo, primi segnali di stanchezza, manca una decina di minuti alla fine del match. Aquino, il destro da lontanissimo di Aquino, eccola la scossa della Lazio, eccolo il tiro dalla distanza del numero 10 Aquino, ci ha provato tante volte, stavolta ha sorpreso Gabriele, conclusione centrale ma potentissima di Aquino. Dalla zona di competenza del difensore che giocava in modo precario comunque Bettinelli, dentro per Signorelli che si inserisce sull'esterno della rete. L'intento di Seferi probabilmente è quello di conferire profondità agli attacchi giallorossi che da un po' non si presentano sulla tre quarti. Ci provano adesso con Chianese, c'è Seferi, attenzione, troppo spazio lasciato dalla Lazio a Seferi. Seferi, gran dribbling, se ne va ancora la finta, fuori di un nulla il dribbling di Seferi. A Rizzo che adesso accompagna con più continuità, Signorelli anticipato, riesce però a dare la sfera a Bettinelli, l'assist di ritorno Signorelli e c'è Gabriele in uscita di Bettinelli, era davvero molto radente. E qua adesso c'è Seferi sul settore di destra che può controllare al lato corto, di destro dentro Seferi trova il corridoio per il 3-1 dell'uomo derby, il numero 7 Chianese. 2 gol all'andata, il gol del 3-1 al ritorno, Chianese. Mente Gagliardi che imposta per Rizzo il pallone di ritorno per Gagliardi che è sulla sinistra, crossa troppo in fretta, Aiello forse si sofferma troppo, allora c'è Rizzo che arriva da fuori, attenzione a Rizzo col sinistro, Gabriele in 2 tempi la tiene lì, l'ultima palla del match, l'ultima palla del derby, il triplice fischio consegna la vittoria 3-1 meritata alla Roma Calcio 8 contro una volitiva Lazio, mentre proseguono le discussioni. Ma Giovanni, è stato un derby fantastico.